Buonasera e bentrovati infatti i nostri telespettatori di Telechiara e radioascoltatori di Blu Radio Veneto. La domanda di questa sera, i telespettatori l'hanno già vista, la ripetiamo per i radioascoltatori, è questa. Ma il giornalista serve ancora? In realtà non è che ci sia o non tanto la preoccupazione per una categoria che è in grave difficoltà in questo momento, è arrivata tardi forse rispetto ad altri a risentire della crisi economica, però la crisi sta veramente attraversando pesantemente tutto il settore giornalistico, coinvolgendo molte persone. Ci interessa e abbiamo posto questa domanda però perché questa sera vogliamo in qualche maniera chiederci come sta cambiando l'informazione nell'era del web 2.0, ma nell'era anche della televisione digitale, appunto in questo contesto di crisi economica. Lo facciamo insieme a, come di consueto, ai nostri ospiti che provengono tutti in qualche maniera dal mondo dell'informazione o comunque col mondo dell'informazione e della comunicazione hanno a che fare. Cominciamo dalla nostra destra con Angelo Cimarosti, che è direttore del TG di Canale Italia, ma è anche cofondatore di ureporter.it. Qualcuno sa di che cosa si tratta, la maggior parte forse no, ne parleremo in maniera approfondita perché è un fenomeno molto interessante, molto nuovo del mondo della comunicazione. E poi abbiamo Andrea Sales, psicologo del Centro Paradoxa di Treviso e studioso del Web 2.0 appunto. Ancora Francesca Anzalone di NetLife, che si occupa di strategie di comunicazione e formazione anche all'utilizzo di queste nuove tecnologie di comunicazione. Giovanni Coviello, che è direttore di vicenzapiù.it, una delle testate web locali direi più interessanti, anche perché proveniva dalla carta stampata, è approdata web, adesso c'è un po' un ritorno anche con la carta stampata e insomma ne parleremo. Stiamo aspettando Gianluca Amadori, il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, che è in arrivo e intanto già arrivata, pronta, sì. Elena Mattiuzzo. Buonasera Alberto, sfidando la neve che poi insomma meno copiosa di quanto ci aspettavamo pare, però insomma è caduta la prima neve. Buonasera a tutti i nostri telespettatori e radioascoltatori di Blu Radio Veneto, come già anticipato, siccome il tema di questa sera è proprio questo, come si sta trasformando il giornalismo, il giornalista stesso, l'informazione tradizionale e in rete, allora siamo chiaramente collegati con la piazza virtuale. Potete seguirci su Twitter, twittando con un semplice tweet, magari preceduto dall'hashtag Fatti Nostri, così vi individuiamo subito, ma potete scrivere anche sulla piattaforma Facebook, sulla nostra pagina Fatti Nostri La Piazza, però potete anche usare il tradizionale SMS 392 666 0099 per farci sapere come vi informate, dove cercate le notizie, quale mezzo usate, cosa pensate dell'informazione di questi tempi. Ecco, fatelo, potete anche chiamare in diretta se volete 049 84 81 984, tutti i numeri che vedete in sovraimpressione ma che ricorderemo anche per gli amici che ci ascoltano da casa. Quindi la piazza virtuale è aperta e insomma fateci sapere cosa ne pensate. Ecco, cosa ne pensate? Perché ci sembra davvero importante che lo diciate anche voi, perché noi siamo veramente convinti che l'informazione sia un grande atto di democrazia e che un'informazione di qualità aiuti davvero a crescere in tutte le sue forme, qualsiasi sia, quelle tradizionali e quelle più moderne. Ma partiamo da qualche dato, Elena, come facciamo di consueto, sì, e andiamo a una settimana fa. Una settimana fa a Roma è stato presentato il rapporto annuale sulla situazione del mondo del giornalismo e questo è già un indice interessante per aprire il dibattito di questa sera. Sì, la fabbrica dei giornalisti, così l'hanno chiamata, e visto che introduciamo la fabbrica dei giornalisti è arrivato anche il nostro presidente dell'Ordine Veneto, quindi intanto lo facciamo passare direttamente. Buonasera a Gianluca. E intanto diamo qualche numero. Pino Rea per LSD ha appunto redatto un po' una mappatura dei giornalisti italiani, sono oltre 112.000 gli iscritti all'Ordine in tutta Italia,
Italia sono, giusto per fare un'idea, il triplo dei francesi, il doppio di quelli che lavorano nel Regno Unito, quindi siamo molti giornalisti in Italia. Però solo il 45% di questi è attivo concretamente, ovvero esercita ufficialmente poi la professione di giornalista. Solamente 1 su 5, quindi circa il 20%, ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche questo è significativo come dato, e quindi che gli porta un reddito e che magari è il reddito poi principale. In media chi ha un contratto a tempo indeterminato percepisce 5 volte un reddito 5 volte più alto rispetto ad un freelance, per esempio, e quasi 7 volte di più di un collaboratore, di un giornalista che lavora con un contratto a progetto, un famoso co-co-co. C'è da dire anche che i giornalisti attivi, visibili, sono aumentati, perché sono passati dai 43.000 del 2009 a circa 46.000 del 2011, però è dovuto all'aumento del lavoro autonomo. In realtà stiamo parlando degli iscritti all'INPGI, per capirci, che è la cassa previdenziale dei giornalisti. In realtà quello dipendente ha una flessione, comincia a restringersi, e infatti i dati interessanti sono che c'è un sostanziale blocco dei turnover laddove c'è un lavoro dipendente, quindi si è scesi per esempio dai 1.300 praticanti del 2009 agli 868 solamente dell'ultimo anno, e solo i 3 maggiori gruppi editoriali italiani, RCS, Espresso, Mondadori, hanno tagliato, solo questi 3 grandi realtà hanno tagliato oltre 3.300 posti di lavoro, però anche nella realtà locale, poi insomma i nostri ospiti avranno modo di commentarlo, i posti di lavoro si stanno tagliando a vista d'occhio, si stanno chiudendo redazioni e realtà giornalistiche. Sì, questo è un po' il quadro, insomma, notevolmente restringendo. Aumentano, però effettivamente certo. il lavoro poi non è così. Questo dato già abbastanza così contraddittorio apparentemente. Cala il numero di giornalisti, crescono invece notevolmente le fonti, per così dire, di informazione, e sembra quasi un paradosso. Io vorrei subito un commento dal nostro presidente, il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, Gianluca Amadori. Ma un paradosso non è un paradosso. Direi che stiamo vivendo una fase di straordinarie innovazioni tecnologiche, di cambiamenti sul mezzo di informazione, e questo sta ampliando, come dire, sia la possibilità di informare, la rapidità di informare, ma anche le fonti, perché i cittadini diventano a loro volta fonte di informazione producendo video, mandando messaggini piuttosto che twittando, eccetera. E dall'altro canto c'è appunto una possibilità sempre maggiore di informare, e proprio per questo oggi il giornalismo acquisisce semmai un rilievo superiore a prima, perché in questa marea di comunicazione, di notizie che escono, il giornalista ha il compito di come dire, verificare, di certificare l'informazione ancora più di un tempo, e questo credo che sia il compito oggi nostro, difficilissimo. C'è qualcuno che vorrebbe far passare l'idea che, essendo cambiato il modo di informazione sempre più rapido, siano cambiate anche le regole di fare il giornalista, e in realtà le regole non sono cambiate. Le regole del giornalismo sono quello della verifica, della costante, autorevole, andare in profondità alle cose, no? Non prendere la prima cosa che passa e sbatterla in pagina. Ahimè, talvolta accade, ma non dovrebbe accadere. Ecco, noi su questi temi abbiamo cercato di capire anche che cosa ne pensa la piazza, siamo fatti nostri la piazza, e allora siamo andati in piazza. Sì, è andata in piazza per noi in realtà la nostra Micaela Faggiani, ha incontrato un target anche insomma variegato di persone, dagli anziani ai più giovani, agli adulti, ha chiesto loro come si informano, dove cercano le notizie, quale strumento usano maggiormente e cosa pensano della professione del giornalista. Allora sentiamo che cosa le hanno risposto. Parliamo di informazione, tu come ti informi? Giornali, internet, tv? Principalmente su internet, seguo tutte le varie testate giornalistiche che sono su internet, quindi mi informo un po' da lì. Giornali e tv. Internet nulla? No, niente. Secondo lei oggi il giornalista chi deve essere? Uno che dice la verità, che riferisce cose vere. E ce ne sono? Ce ne sono, sì. Internet. Perché? Perché è più veloce come cosa, cioè il giornale devi andare a prenderlo in edicola, così. Invece internet ce l'hai a casa, è più veloce come cosa. Ma non c'è il rischio che la gente si informi su internet e non sui quotidiani?
Ma credo che qualcuno si provi pure, però l'approfondimento devi farlo sul quotidiano, è su una rivista specializzata, non puoi fare approfondimenti su internet, anche perché non si possono essere. Ma com'è cambiata l'informazione in questi anni? È scarsa. Internet, Perché? perché è il modo più facile, più veloce. Quindi i giornali basta. No, giornali sì, però è più facile accedere all'informazione tramite internet, ovviamente. E di quale delle due cose vi fidate di più? Nessuna delle due. Perché? Perché è possibile distorcere la notizia in entrambi i casi, quindi comunque sia penso sia più attendibile l'informazione online, perché è più facile che ci sia un controllo diretto anche da parte dei lettori che possono mandare subito le integrazioni e le varie notifiche. Internet assolutamente, E perché internet? perché è più pratico e perché puoi vedere le differenze fra un giornale e l'altro. Quindi tu confronti le notizie? Certo, sì, assolutamente, anche perché qualsiasi giornale dice la propria, allora tanto vale informarsi su più fonti. Poi è gratuito, quindi. Secondo te chi è che informa oggi? Solo il giornalista o siamo tutti noi che possiamo informare? Informare bene probabilmente solo alcuni giornali. Informare in generale lo possono fare tutti, però è anche il problema di internet da quel punto di vista. Tante fonti e poco controllo. Ciao, scusami, vedo che stai facendo una foto. Per inviarla magari a Facebook o qualche social network? Esatto, sì. Come mai? Pensi che questo sia un modo per informare i tuoi amici o per informare in generale? Sì, per comunque far conoscere anche agli altri miei amici com'è una giornata a Padova, come si sente anche il Natale qui, ecco. TV, giornali, internet, internet, principalmente internet, sì. Perché secondo te? Beh, perché intanto perché io sono della generazione di internet, poi perché è molto veloce e posso avere delle informazioni in modo molto più spiccio rispetto all'andare a comprare un giornale, aprirlo, leggerlo. Il giornalista per te oggi come deve essere? Beh, il giornalista dovrebbe cercare di dare l'informazione com'è, pure semplice, però non sempre è così, anche per un discorso politico. Ultimamente soprattutto internet. Anche papà? Più il giornale. Quindi è rimasto fedele al giornale, perché? Non del tutto comunque, anche in internet. Perché mi fido di più dell'informazione che c'è su internet. I media mi sembrano tanto corrotti. Ti fidi di più di internet, ma c'è un po' di tutto in internet. Sì, vabbè, più che altro diciamo che guardo un po' le notizie che passano su Facebook oppure guardo i siti ANSA. Avevi un blog, anche quello è un modo per informare secondo te? Sì, ma in realtà era un blog non di attualità, era un blog più personale, quindi c'entrava poco l'informazione. Ma secondo voi oggi chi è l'informatore? Solo il giornalista o possono esserlo tutti? E dove sta a questo punto la verità o la correttezza anche dell'informazione? Beh, io direi tutti, anche perché vabbè, il giornalista dà l'input, però poi di solito le notizie che girano sono quelle che passano attraverso più persone, di solito funziona così. Se non ci fosse lo scambio delle persone, chiamiamole normali, cioè non giornalisti, la notizia non girerebbe. Forse più che altro la domanda dovrebbe essere come si dovrebbe informare, no? Tutti forse, però nella maniera corretta, in maniera disinteressata. Quindi le persone devono essere informate, preparate e soprattutto ci deve essere un controllo da parte di qualcuno che sia sopra, che non abbia interessi da nessuna parte. E i giornalisti forse anche più preparati? Dei veri giornalisti più che altro, perché anch'io sono capace di dire una cosa che non è vera, però questo non fa di me un giornalista, fa di me un ipocrita oppure una persona furba. Quindi è tutto là il discorso, c'è proprio una questione di preparazione ma anche di etica. Forse manca quella più che una gestione generalizzata, manca proprio l'etica delle persone che non sanno più informare e si fanno prezzolare da chi di turno, per cui siamo sempre là. Il giornalista di oggi come deve essere secondo te? Preparato e deve avere un'adeguata formazione, perché sono loro che ci fanno conoscere la realtà e ci danno le informazioni e dovrebbero essere molto preparati, cosa che non sempre è purtroppo. Ecco, questa è la voce della piazza raccolta da Michaela Faggiani. Naturalmente potete dire la vostra con i mezzi e con gli strumenti che vi ha indicato Elena prima. Io naturalmente vorrei che commentaste tutti un po' quello che è stato detto, ma comincerei da Andrea Sales e da Francesca Anzalone, naturalmente, che sono più studiosi di questo fenomeno. Dove stiamo andando? Verso che prospettiva c'è? Qui abbiamo visto che c'è già una spaccatura molto forte tra generazioni, cioè la generazione, una ragazza si definiva la generazione di internet, è vero,
Questa è una generazione, quella giovanile, che sta cambiando molto, le finestre aperte sul mondo, poi magari conosce pochissimo del mondo. Certo. Andrea. Beh, è una domanda molto ampia, nel senso che io studio questa realtà, ma poi mi rapporto nel quotidiano anche molto spesso con i ragazzi, con le realtà concrete. Sicuramente è un cambiamento, diciamo la cosa che più balza all'occhio è un cambiamento che ha una velocità diversa dai cambiamenti passati, nel senso che storicamente tutti i cambiamenti della tecnologia, e per tecnologia non intendo solo la tecnologia che intendiamo oggi, quindi anche la ruota, l'invenzione della ruota piuttosto che la stampa a caratteri mobili di Gutenberg, tanto per dare gli esempi, hanno portato dei cambiamenti, delle rivoluzioni che hanno avuto bisogno di una sorta di acquisizione di competenze. La cosa che invece porta a questa rivoluzione, questa è considerata da alcuni studiosi la terza vera rivoluzione della comunicazione, è la facilità di accesso a questi strumenti e quindi anche poi la velocità dei cambiamenti. Da psicologo posso dire che anche il cervello si sviluppa in maniera diversa adesso, anche le relazioni tra le persone cambiano nella loro qualità e nelle loro velocità. Questo è forse l'aspetto più rilevante oggi, che poi va a determinare tutto quello che è il cambiamento dei rapporti tra le persone. Pensiamo a termini per esempio come amicizia, come stanno cambiando profondamente il mondo significato. valoriale. Facebook lo sì, dice, cioè noi abbiamo amici in Facebook che nemmeno conosciamo. Sì, diciamo che il se mondo valoriale per strada cambia. forse non li salutiamo, no? Non li accetti, dipende. Allora Sì, il mondo si restringerà. Quelle sono politiche, no, ma da un punto di vista valoriale sicuramente le cose cambiano perché paradossalmente la società è costruita, cioè assolutamente la società viene costruita dagli uomini, dalle persone, e nel momento in cui le persone utilizzano degli strumenti, questi strumenti cambiano poi di conseguenza la società e quindi anche il mondo valoriale cambia. La televisione ha portato un cambiamento, internet ne sta portando un altro molto rapido. Francesca Anzalone? Dunque, sicuramente il web sta diventando un mezzo di comunicazione molto forte, molto importante, molto utilizzato. Per riallacciarmi a quello che appunto abbiamo sentito nelle interviste, mi è piaciuto moltissimo il ragazzo quando appunto ha utilizzato un aspetto importantissimo che ci offre internet in questo caso, cioè la comparazione tra le fonti, cioè io utilizzo internet per confrontare tutte le fonti delle notizie in maniera tale da potermi fare una mia visione della cosa e poter riportare quello che è un po' il contesto e la notizia stessa. Quindi laddove mi dicono questa notizia può essere in qualche modo, tra virgolette, perché poi è un termine molto brutto quello utilizzato, corrotta, nel senso o deformata, allora io dico confrontiamo tutte le fonti e utilizziamo questo mezzo di comunicazione. Credo che si debbano ancora fare molti passi sulla comprensione e sull'utilizzo di questo strumento e sulle potenzialità. Prima fra tutte è proprio un aspetto così di personalizzazione, nel senso attenzione a non sovrapporre il lato professionale, comunque anche del giornalista, con il suo lato personale, cioè io sono su Facebook, sono un personaggio pubblico, oppure io sono su Facebook come persona, ho una mia vita, ho una mia opinione generale come chiunque, come il medico, anche quando non è all'interno di un ospedale, vive la sua vita personalmente, per cui utilizziamo questo mezzo come strumento di comunicazione, facciamo correre la notizia, laddove anche la governance della notizia sappiamo che sul web fondamentalmente si perde, cioè una volta che è lanciata la notizia diventa autoriale, perché ognuno di noi poi la commenta, la condivide, la ripubblica, la ritwitta, la riposta. Però attenzione a comprendere realmente quello che è lo strumento, quali sono le sue metodologie, quali sono le sue positività e anche il lato opposto della medaglia. Attenzione, sempre critici nell'utilizzo di uno strumento. Ecco, tutto questo, e qui lo chiedo ai colleghi con cui abbiamo iniziato anni fa, e io ricordo che scrivevo su una macchina da scrivere, un Olivetti bellissima tra l'altro, nera, con i tasti in vetro, fantastica, e poi ho seguito tutto il percorso. Ebbene, io mi sento oggi un po' frastornato da questo insieme, soprattutto dall'insieme delle fonti con cui mi arrivano le informazioni, e la sensazione è che non sempre la moltiplicazione delle fonti sia anche
la moltiplicazione della democrazia e la moltiplicazione anche della qualità dell'informazione. Cioè ho la sensazione che in questa nebulosa di informazioni corrisponda quasi a una mancanza di informazione. Non so, che cosa ne pensate? Cominciamo da Giovanni Coviello di Vicenza Più. Ma molto semplicemente bisogna evitare un rischio che dal controllare l'informazione con l'anoressia dell'informazione, quindi darne poca, nel Medioevo il potere era gestito tramite l'ignoranza, passare alla bulimia dell'informazione che averne troppa, perché averne poca non porta a ragionare, averne troppa crea difficoltà a trovare quella giusta e a trovare il nesso fra le informazioni. Quindi bene che ci siano tante fonti, giusto come diceva il Presidente, che andrebbero controllate, è un termine brutto usato in un'accezione moderna, ma da vecchio ingegnere controllo significa controllare l'effetto e vedere dove nasce la causa, non filtrarla. Ecco, ripeto, la bulimia dell'informazione può essere tanto dannosa quanto l'anoressia. Angelo Cimarosti di Canale Italia e YouReporter. Beh, due mezzi sì, no, grazie innanzitutto di avermi invitato, perché mi fate venire a casa vostra, visto che sono un vicino, insomma, e lavoro per un'altra televisione, e questo mi mette nella situazione che appunto il mio lavoro è fare il TG a Canale Italia, e poi mi trovo anch'io nel dovere cavalcare, no? Anch'io come te ho iniziato con la macchina da scrivere, come insomma quelli che hanno, diciamo, dai 35 anni in su, è difficile aver iniziato diversamente. Allora mi sono trovato con il mio lavoro, e quando vado a casa ho iniziato a lavorare diciamo per passione sul web e cercare di ragionarci. Nel ragionarci mi ci sono trovato dentro, abbiamo fatto un'iniziativa perché si potesse capire quanto effettivamente c'era questa corrispondenza tra le persone e le informazioni, che non fossero giornalisti. Trovandomi in questa situazione, diciamo, nelle due sfere, alla fine ho visto che in realtà poi le regole sono le stesse. Il modo di ragionare è lo stesso, il modo di verificare una notizia, se noi lo facciamo per il telegiornale, diciamo la verifica della notizia. Se noi lo facciamo invece sul web, diceva uno dei ragazzi che aveva intervistato Michele Faggiani, no, in piazza, diceva ma le verifiche le fanno poi le altre persone, quella cosa si chiama fact checking. Ha un nome inglese che ovviamente se non parli in inglese sul web sei fuori, un po' come nel marketing, ma semplicemente il controllo dei fatti. E il controllo dei fatti come lo fa? Se lo fa il giornalista su una testata, carta stampata, televisione, lo fa con i nostri metodi, controllo delle notizie, la telefonata, la notizia incrociata, il controllo. Il fact-checking invece, quindi il controllo delle notizie che si fa su internet, è fatto dagli altri utenti. Gli altri utenti che portano ciascuno magari un link e dice andate lì, guardate che non è vero perché da quest'altra parte si dice che è così. No, però, e ognuno aggiunge il suo pezzettino. Ecco, questa è la differenza. Chiaramente ti trovi in un controllo ristretto e molto controllato per quanto riguarda l'auspicabile controllo che viene fatto sui mezzi di informazione tradizionali, cioè tipo il mio TG, tipo le vostre trasmissioni giornalistiche, e invece quel controllo diffuso e non sempre facilmente governabile che è quello del web. Ecco, poi entreremo anche nel merito anche di quel fenomeno che è YouReporter, che è davvero, davvero interessante. Gianluca Amadori, i problemi che pone questo scenario, diciamo, non tanto per la categoria che tu rappresenti, quanto piuttosto per il contenuto, per il senso dell'essere giornalista e che è professionista, che ha un ordine professionale, che quindi in qualche maniera sovrintende nei confronti dell'utente finale, quindi del lettore, del telespettatore, eccetera, alla qualità dell'informazione. Che problemi pone questo scenario? Ma a me ha impressionato una cosa che hanno detto tutti, soprattutto i più giovani. Andiamo in internet perché è gratis. Allora, questa cosa che è bellissima dal punto di vista così teorico, però riflettiamo, per fare informazione servono soldi, cioè informazione di qualità non si fa gratis e di conseguenza l'ipotesi di avere tutto gratis si scontra con, come dire, la realtà dei fatti, perché per fare informazione è necessario avere delle strutture
avere a disposizione delle persone che ci lavorano sopra. Per cui questo concetto del tutto gratis per tutti è un meccanismo che sta portando da un lato in crisi i media tradizionali e rischia di non far sviluppare neanche l'informazione, diciamo quella approfondita, di approfondimenti, di inchieste, eccetera, che si può sviluppare in rete. Questo è la cosa che vedo con maggiore preoccupazione oggi, perché non si sa dove si sta andando, cioè nessuno ha ancora capito come si può fare informazione di qualità in rete, facendo, guadagnandoci, perché poi alla fine le strutture di informazione devono anche avere un ritorno economico. È bellissima la cosa della condivisione, io credo che la rete dia questa grandissima possibilità, da un lato, come dicevo prima, di velocità dell'informazione, dall'altro di condivisione del messaggio, di arricchimento, come diceva molto bene il collega. Io però dico, serve anche un passaggio in più che oggi nessuno è ancora riuscito a capire come fare. Il ruolo del giornalista, dicevo prima, secondo me è centrale nel riuscire a trovare delle possibilità di approfondimento e di ragionamento, di sintesi anche di questa marea di informazione, quella che dicevi tu, certo. Forse ce n'è troppa, secondo me non è mai troppa. Certo, e qui naturalmente è un problema anche di editori, ma ne parliamo tra poco, entreremo anche nel merito di questi nuovi media, qui ne abbiamo alcuni rappresentati e cercheremo di capire anche quali sono i meccanismi con cui lavorano, con cui operano. A tra poco. Bentrovati a Fatti Nostri, la piazza. In questo venerdì ci stiamo chiedendo se il giornalista serve ancora, lo stiamo chiedendo a noi stessi che lo facciamo di professione, lo chiediamo anche a voi che ci seguite da casa e che ci seguite anche sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Come si trasforma il giornalismo con l'avvento del mondo web 2.0, la carta stampata, le televisioni, i giornali stanno un po' andando in pensione a favore del web, che cosa sta un po' cambiando? Lo chiediamo ai nostri ospiti, ma lo chiediamo anche a voi attraverso un sms 392 666 0099, diteci come vi informate, dove cercate le informazioni. Proprio per questo, Alberto, io direi di leggere alcuni sms velocissimamente che sono arrivati. Per esempio, i giornalisti devono imparare a scrivere e o parlare, trovo continuamente errori e strafalcioni indecenti, altrimenti tutti a casa e premiare il merito. E questo è un dato di fatto che condividiamo e insomma lo hanno detto anche i nostri ospiti, la qualità prima di tutto. Io sono una vecchia giornalista, ci scrive Paola, il cambiamento è troppo veloce per me, e torna un po' alla velocità che diceva anche Andrea, di una trasformazione veramente velocissima. Il giornalista serve, ma deve avere un account Twitter, ci scrive qualcun altro. Io mi informo su Google, Twitter, sui siti online dei giornali, molto meno stampa e televisione. Un altro telespettatore. Allora scriveteci, fateci sapere, twittate se volete usando l'hashtag Fatti Nostri. Noi cerchiamo un po' di dare vita anche alla piazza virtuale. Però, se posso continuare, sì. Alberto, vai. Ormai ho preso il via. A questo punto iniziamo questo secondo blocco proprio cercando di capire che cosa si trova però in rete, quale tipo di informazione, quali siti, che tipo di giornalismo anche c'è, che tipo di offerta c'è in rete e come cercano di destreggiarsi le persone in questa ricerca. Ce lo racconta in questa scheda molto interessante Giulia Salmaso. C'erano una volta i giornalisti con scarpe consumate, penna e taccuino. C'erano una volta e ci sono ancora, ma nella borsa da lavoro hanno dovuto aggiungere computer, smartphone e una connessione wifi. Non c'è dubbio infatti che la rete, che è contemporaneamente uno sconfinato archivio di informazioni, un grande mercato, un'autostrada e un palcoscenico, insomma un vero universo virtuale che riflette l'universo reale, abbia cambiato per sempre sia il modo di fare informazione che come fruirne. Ma quale web e soprattutto cosa nel web? Una ricerca di Human Highway International dimostra che il numero di lettori abituali di informazione online in Italia è stabile intorno ai 10 milioni di individui, circa il 40% della popolazione online settimanale.
Tra gli utenti internet si nota una graduale disaffezione alla lettura dei quotidiani cartacei, scesa del 10% in 2 anni. Nel complesso, l'unione di questi due insiemi ha una dimensione stabile nel tempo, attorno ai 13 milioni di individui. Il 6,3% dell'utenza internet settimanale dichiara di leggere notizie di attualità su applicazioni installate su tablet e smartphone. Ma il dato più rilevante è dato dal peso crescente del social nell'acquisizione della notizia e nel successivo approfondimento. Il passaggio dell'informazione è sempre meno influenzato, cioè dai mezzi tradizionali e sempre più dal medium sociale. Non solo i social network, comunque in crescita nell'ordine del 100%, ma anche il rapporto interpersonale, facilitato da chat e messaggistica di vario genere. La smaterializzazione dei quotidiani cartacei non riguarda solo il rapporto dell'informazione, dalla carta al monitor, ma ha prodotto un cambiamento nella dinamica della distribuzione. Le nuove edicole sono Facebook e Twitter, luoghi nei quali gli editori e gli stessi lettori distribuiscono il proprio contenuto e alimentano il rapporto con il proprio pubblico nella dimensione della partecipazione. Sarebbero quindi i social network, non tanto la rete in se stessa, ad aver cambiato per davvero il circuito della notizia, proponendo un inedito matrimonio a 3 tra editori, giornalisti e utenti in regime di condivisione dei beni, celebrato sulle note dell'inno informazione e partecipazione. Eppure, se si approfondisce l'analisi, come hanno fatto i giovani sociologi di 4gatti.com, nessun sito di informazione legato ai media tradizionali come quotidiani e TV rientra nella top 10 dei più cliccati. Repubblica e il Corriere della Sera sono i 2 siti tradizionali di informazione più visitati. I 2 quotidiani sono riusciti a colonizzare lo spazio dell'informazione online sia da dispositivi fissi che da dispositivi mobili, a discapito dei colossi della televisione come TGcom. Il fatto che i 2 quotidiani più letti sul web e in edicola coincidano mostra come internet per ora non abbia davvero rivoluzionato i rapporti di forza preesistenti nel mondo dei mass media italiani. I grandi conglomerati editoriali, detentori delle maggiori risorse per innovare, hanno dimostrato però poca creatività riproponendo vecchie logiche su nuovi media. Mentre le nuove realtà che puntano soltanto sulla rete faticano ad emergere, soprattutto a sopravvivere. Sono i siti che rilanciano il giornalismo investigativo, come l'Inchiesta, o che cercano di innovare stili e creare comunità, come il Post. La crescente importanza di Internet ha avuto effetti contrastanti sul giornalismo, ha aperto nuove possibilità di sperimentazione, rivoluzionato il ciclo della notizia e azzerato il concetto di un tempo limite per andare in stampa, in onda o sul web. I giornalisti sono inoltre diventati tuttofare, le redazioni oltre a ridursi di numero sono prevalentemente composte da uno staff plurispecializzato, ma Internet ha aumentato anche l'offerta di nuove voci dell'informazione, molte delle quali sostengono di dire quello che gli altri non dicono. Mancano però punti di riferimento autorevoli, questa è la grande critica dell'informazione web, che controllino questa verità digitale. Ma questa critica è tutta italiana. Oltre ai confini, la capacità dei nuovi media di mettere intelligenza in rete ha portato alla nascita di iniziative che possono aumentare la capacità dei cittadini di controllare meglio politica e informazione. Fact Check e Build Blog verificano le notizie sui principali media rispettivamente negli Stati Uniti e in Germania. PolitiFact verifica le affermazioni dei politici e se mantengono le promesse della campagna elettorale. Il datablog del Guardian sperimenta nuove forme di giornalismo basate sui dati e Spot.as raccoglie risorse in rete per finanziare report investigativi e non sono gli unici. Insomma, l'evoluzione dei mezzi e dei vettori con cui le notizie vengono prodotte, confezionate e trasmesse può essere senza limiti, ma i criteri di qualità del prodotto di base, le notizie, sono sostanzialmente rimasti inalterati. Tempestività, affidabilità, completezza, fruibilità. Ecco questi gli scenari che ci ha disegnato Giulia Salmaso, appunto viaggiando in internet. Nel locale, vorrei entrare subito nel locale con Giovanni Coviello di Vicenza Più. Che cosa sta succedendo? Che cosa ha motivato la nascita di questa testata web che nasce, mi pare, però come carta stampata, è vero? Sì, nasce come carta stampata nel 2006, una piccola scommessa personale, piccolo editore. Quando la presentai mi dissero non dura 3 numeri, domani esce il numero 246 come periodico. Quindi nasco per la passione di scrivere. Io a 18 anni scrivo su un giornale che si chiamava Il Cappio, forse era un destino, presidente, che avessi un destino di questo tipo qui. Poi faccio esperienze nel campo del marketing, della comunicazione in ambito sportivo e così via. Dirigo un giornale di Mondadori
Ma perché hai marketing. scelto di abbandonare la carta stampata? No, assolutamente. Noi abbiamo affiancato il web alla carta stampata e siamo venuti, non può essere il nostro l'esempio, ma noi siamo passati da 3.000 copie stampate, costa stampare, penso, siamo passati a 15.000 in questo momento. Quindi, soltanto che il giornale è diventato sempre più un giornale di approfondimento e di inchiesta. Anche scomodo. Ecco, e che differenza c'è tra il giornale e il Secondo me proprio quello che dovrebbe esserci tra la carta e il web. Il web è un mezzo essenzialmente che diffonde informazioni, il giornale dovrebbe approfondirle e andare a valutarle, cioè è facile mettere una notizia di cronaca sul web, è molto più complicato andare a connettere più informazioni per fare un'inchiesta magari. Quindi il giornale secondo me, ma anche quando il collega diceva prima che i quotidiani online sono diversi dai quotidiani stampati, è proprio perché il quotidiano oggi sta assumendo la fisionomia di quello che una volta era il settimanale, approfondisce la notizia, che la notizia è bruciata dalla TV una volta, adesso è bruciata dal web, però la notizia spesso è il fatto, ma la connessione fra i fatti è complicata. Però la critica che sentivamo era questa, cioè che si riproduce sostanzialmente, sì, magari si faranno due prodotti diversi, ma si riproduce in sostanza lo stesso formato, si usa lo stesso linguaggio, sia nella carta stampata, per così dire, che nel web. La condividete questa cosa? No. Io ad esempio penso, di fatto c'è chi ha pensato di adattare naturalmente il linguaggio al web, ma di fatto lo tsunami è arrivato e ha spazzato via tutto e ha in automatico il linguaggio, noi non ce ne accorgiamo, ma è cambiato. Addirittura pensiamo ai tanti filmati che ci sono nelle piattaforme di condivisione sul web, piattaforma di condivisione, la principale naturalmente è YouTube, sono fatti in una determinata maniera, hanno determinati modi. Voi noterete che ad esempio molti telegiornali tendono a utilizzare quel linguaggio, cioè i telegiornali tendono ad andare verso quel tipo di linguaggio che tecnicamente è molto più scadente, molto meno valido, ma dà una sorta di idea, a volte anche sbagliata, usiamo le virgolette, di verità. E allora cosa vedi? Vedi il famoso Lucignolo, per intenderci, tutto mosso, tutto finto sporco, tutto finto sporco, ecco, diciamo che costava più erano che fatto da non fiori professionisti. Il vero. La telecamera non perfettamente in bolla, eccetera, eccetera. Adesso i telegiornali fanno a gara per prendere le cose sul web. Per quale motivo? Non tanto per il risparmio, per mandare a casa l'operatore o il giornalista, ma perché, c'è anche quello purtroppo, ma perché utilizzano questo aspetto che dà un aspetto di verità, perché è il web. Quindi addirittura non solo il web ha un suo linguaggio che si sta mano a mano sviluppando, forse adesso non siamo abbastanza in alto come prospettiva temporale per vedere completamente il linguaggio nuovo del web, però sicuramente è il web che sta influenzando la televisione, i media mainstream, anche la carta stampata e per esempio Repubblica.it o Corriere.it, Repubblica.it e Corriere.it che devono inseguire il linguaggio del web, tant'è che dicevamo prima, è vero, diceva Giulia Salmaso, Corriere.it e Repubblica.it sono i più diffusi tra i mezzi di informazione, esattamente come accade nella carta stampata, però i contenuti su Repubblica.it non sono uguali a quelli di Repubblica. Purtroppo troverete i gattini, i cagnolini, il gossip, perché è quello che fa il traffico su Repubblica.it, Corriere.it e negli altri. Conquistare informazioni di qualità è una dura fatica. Ecco, c'è un fenomeno abbastanza interessante che sta succedendo, d'altra parte lo abbiamo fatto anche noi come Telechiara, lo fanno altre emittenti, lo fanno anche i quotidiani per esempio, che è quello di integrare tecnologie e mezzi di comunicazione che sono diversi e quindi utilizzare la televisione ma poi prendere dei pezzi di televisione e portarli sul web. Credo che non sia ancora diciamo il massimo dell'integrazione questo, ma certamente è un modo per diffondere ulteriormente insomma, contenuti che spesso, soprattutto per quel che riguarda la televisione, sono destinati a bruciarsi nell'arco del momento in cui vengono messi in onda. Ma questo aspetto, Gianluca Amadori, che tipo così anche di problemi comporta? Diciamo questa frammentazione di lavoro che c'è all'interno delle redazioni tradizionali, dei giornali, delle testate tradizionali? Comporta la necessità di reinventarsi, di reimparare un modo di lavorare. Devo dire che quello dei ritmi frenetici nelle redazioni c'è sempre stato, oggi stanno cambiando i tempi,
diceva nel filmato non c'è più l'ora di chiusura, perché le nuove tecnologie impongono sostanzialmente un tempo infinito di aggiornamento. Volendo, per assurdo, aggiornare le piattaforme anche di notte, si potrebbero aggiornare 24 ore su 24, per cui questo implica dei cambiamenti di metodo di lavoro. Devo dire che credo che non siamo ancora preparati ad affrontarlo e un po' alla volta ci stiamo attrezzando. E credo che qua ci sia anche un problema di carattere economico molto forte, perché chiaramente si tratta di conversioni che richiedono anche investimenti, forti investimenti naturalmente, e io non lo so, il web, visto che Giovanni Coviello non è soltanto il direttore ma è anche l'editore in qualche maniera direttamente sì. di queste, cioè come si alimenta, come si sostiene? Ma giornali come il nostro che non hanno contributi pubblici si alimentano con la pubblicità, e qui è uno scontro continuo, perché la pubblicità spesso, chi commissiona pubblicità in questo punto si aspetta il consenso, e giornali come i nostri, che sul cartaceo sono abbastanza aggressivi, trovano difficoltà a reperire pubblicità in ambito locale perché, ripeto, spesso è condizionata al sorriso, cosa che non può essere, altrimenti il giornale perderebbe senso. Però diciamo, a noi sta funzionando, ripeto, non possiamo essere un caso, ma possiamo essere un piccolo esempio di gente che lavora anche per entusiasmo, però viene pagata, però il web e la carta, se integrati, fanno anche il tipo di investimento pubblicitario che viene fatto in funzione dei due mezzi. Quindi il nostro investitore pubblicitario investe sulla carta perché in qualche modo accede a quel tipo di utente che è abituato alla carta, e la carta dà ancora credibilità, una sorta di crisma di ufficialità, ma accede anche al web perché il web comunque significa numeri, e significa numeri raggiungibili con dei costi di investimento più bassi, se non altro per la stampa. Francesca Anzalone, così considerando un po' ciò che vede che sta girando nel web, che giudizio dà? Beh, sicuramente quello che abbiamo detto prima, cioè il linguaggio del web non è il linguaggio della carta stampata, come non è quello della televisione, è un nuovo linguaggio che si costruisce su un nuovo mezzo di comunicazione e che, sono d'accordo appunto con il collega, va ad influenzare lui stesso gli altri mezzi di comunicazione, perché in qualche modo anche la televisione va a prendere, come si diceva, dei filmati, dei video dal web stesso, piuttosto che la carta stampata cerca di velocizzare anche un pochino la comunicazione, l'articolo anche un po' più veloce, più immediato, più a flash, come può essere sul web. Nello stesso tempo quello che si può dire del web è che è in continua evoluzione. Adesso stiamo parlando di web 2.0, ma si sta già parlando di web 3.0, e quello che si evince dalle tendenze che si stanno anche delineando un po' nell'ambito della ricerca e nell'ambito così degli incontri di formazione e di aggiornamento è proprio il video che entrerà nel web. Proviamo a spiegare anche molto brevemente che differenza c'è web 2.0 rispetto a web e il 3.0. Allora, perché per molti sono soltanto dei numeri. Certo, no, sicuramente c'è un'evoluzione diciamo dall'inizio di quella che poteva essere 96-97, in cui il web funzionava un po' come vetrina informativa, dove l'utente si collegava conoscendo anche un po' l'indirizzo internet, andando ad analizzare l'informazione, vedendo quello che si poteva trovare. Un po' la consultazione dell'enciclopedia. Esatto, ecco, diciamo. In maniera digitale. Era abbastanza rigido e soprattutto era nelle mani comunque di informatici che erano in grado di digitare un codice e quindi programmare. Nel web 2.0 invece si può dire che è un web autoriale, un web fatto di persone, dove chiunque, grazie anche alla strumentazione che è messa a disposizione, le piattaforme CMS che quindi permettono di inserire informazioni, i blog, perché si parla anche molto di blogger, quindi di condivisione di quello che può essere un po' lo spirito personale di passione, è invece fatto di persone che inseriscono l'informazione. E anche qui quello che c'è da capire è, attenzione, siamo critici
come lo siamo nella carta stampata che, come dicevano i nostri ascoltatori, leggono i refusi e dicono no, ma allora attenzione, metteteci più criterio, facciamolo anche con il web, cioè non pensiamo che tutto quello che è online è buono, perché ci possono essere tante fonti, per cui la differenza sostanziale è che adesso la notizia arriva al lettore, al navigatore, mentre prima era il navigatore che doveva arrivare alla notizia. Certo, e quindi dovrebbe esserci anche una capacità anche della scuola stessa, per esempio, di aiutare a far capire come si verificano anche le fonti che si possono trovare su una rete così vasta come internet. Allora, entro in gioco anch'io, nel senso che giusto per dare uno spaccato, anzitutto non sono moltissimi gli SMS che arrivano, però per esempio sono molti i commenti su Facebook e su Twitter. Io sto utilizzando sia il mio account personale e devo dire che molti colleghi anche stanno postando dei commenti e delle impressioni sul tema, e poi anche su Twitter, quindi già questo è un esempio di come in realtà si stia usando di più la piattaforma in rete che lo strumento dell'SMS classico. Vi leggo alcuni commenti che sono arrivati. Se esistessero giornalisti che non si fanno pagare dalla politica, ci potrebbero essere notizie più vere. Questo vale per TV, stampa, internet, la gente vuole soprattutto verità e tempismo. Allora, in primis mi informo sulla radio, quotidiani e televisione. La rete se sono proprio disperato, quindi questa è un po' una voce fuori coro, se vogliamo. Uso un sacco Flipboard, che è un aggregatore di news che può essere popolato da una serie di testate che scelgo io direttamente, quindi anche il crearsi la rete di informazione. Poi sentiremo anche Sergio Maestrello che dice questo, dipende dalla rete sociale che hai, la qualità dell'informazione che poi, alla quale puoi fruire. Da qualche mese mi sono convertita alla Digital Edition del Corriere. Ammetto che è molto comodo leggere il giornale sul mio iPad, anche per me che amo la carta stampata, ma questo penso sia il futuro e forse farà morire il giornalismo classico, dice un'altra telespettatrice. E poi la domanda era se il giornalista serve ancora, questa è molto simpatica, ce lo scrive Giovanni, dice: se per serve si intende che il giornalista è mosso da spirito di servizio alla collettività, nulla nella gran quantità non traspare, e dall'attività professionale e neppure da una conseguente benessere sociale, quindi non serviamo la collettività ma serviamo qualcun altro. Secondo Gianluca, delle belle tirate d'orecchio. Un'immagine pessima di un presidente, non so, ma speriamo non siamo tutti così, cioè adesso non è che... Presidente, cosa dici? Allora, siamo in tanti troppi così, forse. La credibilità della stampa è ai minimi, credo. Io credo che un po' ce lo meritiamo, un po' no, nel senso che uno dei difetti di oggi della stampa io credo che sia un po' questo atteggiamento di correre dietro agli pettegolezzi e di gridare le notizie, che ahimè la rete alimenta, non sicuramente la televisione un po' l'ha lanciata e la rete l'alimenta. Detto questo, c'è tanto buon giornalismo, ci sono giornalisti che si impegnano, che rischiano la vita, che pagano personalmente anche di tasca propria, magari perché condannati per diffamazione o perché querelati o perché gli fanno cause di tutti i tipi, per cui generalizzare è sempre, come dire, un rischio e non rende onore ai tanti invece che lavorano e che lavorano bene. Tenete presente che i giornalisti vengono sempre crocifissi, dietro i giornalisti ci sono editori, le linee editoriali li fanno gli editori e non sempre, no? E gli interessi sono più da parte degli editori che dei giornalisti a proteggere oppure a portare come dire, l'informazione in certe direzioni invece che in altre, e il giornalista non sempre come dire, può fare cose al di là delle linee editoriali, insomma. Questo non è una giustificazione, ma sicuramente è una chiave di lettura della realtà. Oggi i gruppi editoriali sappiamo benissimo, no, a chi sono in mano, e questo ci aiuta a capire meglio. E certo, tornando indietro, è assolutamente giusto e doveroso guardare più fonti di informazione, più giornali, perché solo così ci si può fare un'idea esatta di che cosa succede, confrontando, mettendo
mettendo a Certo, confronto ecco, le varie... io credo che probabilmente ci sia un grosso problema anche per quel che riguarda la formazione. L'ordine dei giornalisti anche con diciamo, la nuova legge, la nuova regolamentazione, certamente ha cominciato a dettare delle linee un tantino più definite di quello che era in passato l'accesso alla professione giornalistica. Ma da questo punto di vista, per quel che riguarda proprio gli aspetti di contenuto della formazione, lo chiederei in particolare a Andrea Sales, che cosa si può dire? Ma intanto io sto ascoltando... Cioè proprio per fare la distinzione, diciamo, tra quella che è diciamo, la notizia che può dare chiunque e che magari si raccoglie anche semplicemente dal barbiere o dalla parrucchiera e si rilancia magari su internet come se fosse vera, eccetera, e quella che invece dovrebbe essere una professione eticamente ispirata e controllata. Sì, stavo dicendo, io sto ascoltando tutti questi punti di vista che trovo estremamente interessanti e che in un certo senso non riesco ancora a mettere insieme creando una tela utile, diciamo, perché se parliamo di etica, se parliamo di correttezza e poi diciamo appunto che le testate giornalistiche sono in mano a dei proprietari che hanno una linea, già si fa fatica. Secondo me abbiamo saltato un pezzo, che la ricerca della verità non è così necessaria, o meglio, non è così ambita, perché tutta questa informazione che viene dal basso, chiamiamo così, cioè dalla gente comune, spesso ha anche un aspetto importante, il fatto che la persona che porta la notizia vuole diventare un po' protagonista. No? Noi lo trascuriamo questo, la televisione oggi funziona in tutti quei programmi dove al centro c'è la persona comune. Quindi l'aspetto del 2.0 che secondo me è rilevante, collegandomi a quello che si diceva prima, è che rispetto a una società dove c'era una fonte che veniva riconosciuta come autorevole o magari solo come autoritaria, ma comunque c'era solo quella, oggi le fonti sono diverse, ma soprattutto c'è il fatto che le persone hanno acquisito, e qui parlo proprio da psicologo, no? Hanno acquisito la consapevolezza di avere un potere. Il ragazzino di 10 anni che guarda, io faccio spesso questo esempio, il ragazzino di 10 anni che guarda il Festival di Sanremo ha la consapevolezza che lui col suo cellulare può mandare un messaggio e decidere le sorti di. Prendiamo X Factor, in questo momento noi siamo in concorrenza con X Factor perché c'è la finale adesso, quindi tutti i miei amici stanno guardando X Factor ovviamente, anch'io qui ho lo streaming, guardo X Factor. X Factor cos'ha? Ha una giuria composta da 4 persone, di cui 2 diplomate al conservatorio, una che fa la televisione da 30 anni che è l'Avventura, e quando questi 4 sono indecisi, e sono quindi 2 e 2, il voto va alla gente che è a casa e la gente che è a casa decide della sorte nello spettacolo di un artista che vince dei soldi, vince dei contratti musicali. Quindi vuol dire che le persone oggi hanno la consapevolezza di avere un potere che è un potere enorme. Quindi anche il ruolo del giornalista viene ridimensionato, non perché cambi, perché il giornalista ha sempre un ruolo molto importante, però come si diceva all'inizio, probabilmente la cosa importante sarebbe fare in modo che il giornalista diventasse realmente un punto di vista autorevole, perché credibile, perché portatore di un'informazione non in quanto notizia, ma in quanto elaborazione di una notizia. Perché, come si diceva, secondo me molto correttamente, chi scrive oggi in rete scrive in maniera rapida, anche perché la capacità attentiva che abbiamo noi quando leggiamo in rete è una capacità molto ridotta. Si parlava di video, di web 3.0, i video devono essere corti anche quelli. La nostra capacità, parliamo di neuroweb, no? La capacità di elaborare le informazioni quando siamo davanti a un monitor è molto rapida. Noi abbiamo gli smartphone, guardiamo le notizie al semaforo, le guardiamo quando siamo in giro, al mattino, adesso dico una cosa che non è bella da dire in televisione, ma al mattino uno si alza, va in bagno e quando si siede sulla tazza del water, no? La tazza per fare colazione, twitta. E allora questo vuol dire che abbiamo dei tempi molto diversi. Certo, e oppure attenzione, consulta già le pagine qui, web. Attenzione, è importante secondo me evitare un errore, che è quello di dire è meglio o è peggio, perché ogni aspetto, ogni momento storico, ogni aspetto della realtà ha pro e contro, e su questo credo che ci si possa trovare d'accordo. L'unico vero aspetto rilevante secondo me è questo, renderci conto che questo cambiamento è un cambiamento nel quale siamo tutti immersi ed è un cambiamento che coinvolge le persone davvero come protagoniste, e questo poi va a modificare anche il modo di leggere la notizia, perché noi qui stiamo parlando del giornalista, ma in realtà interroghiamoci anche su come le persone vanno a leggere le cose, vanno a cercare le cose.
Certo, indubbiamente, e uno dei compiti del giornalista dovrebbe essere quello anche di aiutare a indirizzare su come, come si leggono, tant'è vero che c'è tutta anche una tecnica per realizzare la pagina di un giornale, la titolazione, le modalità con cui si pongono le foto, eccetera. Non parliamo della televisione, naturalmente, che ma anche dei siti. Anche e dei siti, naturalmente, che oggi perlomeno insomma, stanno lavorando molto su questi aspetti. Ci fermiamo ancora per una pausa pubblicitaria e subito dopo entreremo anche nel vivo dell'esperienza che citavo prima, e qui abbiamo il cofondatore appunto di YouTube, su come, di YouReporter, pardon, magari, dice giustamente, in non effetti, sarebbe qua. Non sarebbe sì, qui. beh, per umiltà sì, dai. Di YouReporter, come si può partecipare direttamente e fornire dei contributi che poi possono essere rilanciati e utilizzati anche dai media tradizionali. A tra poco. Fatti nostri La Piazza, ben ritrovati su Telechiara. Stiamo parlando del ruolo, del lavoro del giornalista, la professione del giornalista, di come il giornalismo si stia trasformando al passo con il web e come stia diventando un giornalismo 2.0. Io rientro dando subito lettura di alcuni sms che sono arrivati. Ricordiamo 392 666 0099 se volete mandare un sms, twittate con l'hashtag Fatti Nostri o mi ricordavano fuori onda che potete anche seguirci in streaming, ma magari lo stiamo dicendo a chi è in radio e magari sta arrivando a casa e vuole accendere il PC e seguirci. E non ha il televisore, perché bisogna ricordare che c'è ancora qualcuno che non ha ancora il televisore per scelta, è naturalmente, non per... È vero, quindi noi siamo proprio finiti, noi televisivi siamo proprio finiti. Ma non il televisore. Allora, qualcuno dice, giornalismo è business, la verità raccontata, ma non fino in fondo, ma proposta in modo tale da creare comunque numeri, spettatori e lettori. Va bene, poi mi informo su Google, Twitter e sui siti online ancora. Inutile fare distinguo tra giornalismo accreditato da un albo professionale e informazioni istantanee dai social network. Vincono i secondi, ci dice questa telespettatrice. La differenza giornalistica, e ribadisco, non è detto che sia iscritto ad un albo, sta nell'intelligenza e nello spirito critico ad approfondire il contenuto. Poi c'è chi scrive i giornalisti servono, certo, per fare da mediazione, e quindi siamo ancora dei mediatori, i famosi gatekeeper che poi sentiremo anche nell'intervista di Sergio Maestrello. Questi alcuni commenti, continuate insomma a postare, a twittare o a mandarci degli sms, noi la piazza virtuale chiaramente ha grande spazio perché vogliamo raggiungere anche chi ci segue da casa. Alberto, dicevamo prima varie forme di giornalismo, il giornalismo partecipato, molte offerte che si trovano in rete, a volte si fa un po' di fatica a districarsi. Allora vi proponiamo l'intervista che abbiamo realizzato con Sergio Maestrello nella sua abitazione, dove lavora anche perché vive e lavora in rete, quindi gli basta un computer per lavorare. A Pordenone Sergio Maestrello è giornalista, freelance, autore di alcune pubblicazioni interessanti come La parte abitata della rete, Giornalismo e nuovi media, l'ultimo libro che ha scritto, Io editore, tu rete, è anche insegnante in alcuni master di giornalismo e di comunicazione, di social media comunicazione, lavora quasi esclusivamente in rete ed è un grande e profondo studioso e conoscitore di questo mondo che ci racconta in questa intervista. Sergio, anzitutto cominciamo con te a capire chi è il cittadino digitale e quali esigenze ha secondo il tuo osservatorio? Un cittadino digitale è un cittadino esattamente come era prima, solo che ha in più delle abilità, delle possibilità attraverso la tecnologia, ma la tecnologia è solo uno strumento abilitante di espressione, di condivisione, di partecipazione, di collaborazione con gli altri cittadini che non introducono nulla di veramente nuovo, ma rendono ogni processo estremamente più potente. Quindi è un cittadino che può far arrivare le sue idee molto più lontano, molto più velocemente, può mettersi d'accordo con altri cittadini per fare delle cose insieme e quindi è un cittadino che lavora molto più su un'organizzazione orizzontale che verticale.
E proprio perché giorno per giorno il cittadino diventa più bravo a farlo, diventa più bravo a cercare delle informazioni, delle notizie, diventa più bravo a metterle in rete, a collegarle, verificarle, che cosa il giornalista e come il giornalismo deve fare per stare al passo di questi cambiamenti? Il giornalismo dovrebbe fare giornalismo. Se già solo facesse ciò che sta dentro il metodo, la professione, già sarebbe tutto. Il problema è non viene messo in discussione tanto il giornalismo quanto l'industria del giornalismo, così come si è strutturata con altri mezzi di comunicazione. Il giornalismo deve tornare a essere dentro la società, non che ne sia mai stato fuori, però in qualche modo la macchina della produzione dell'informazione è qualcosa che è sempre stato separato. Il giornalista, la redazione, chi fa l'informazione deve essere parte della rete sociale, della società, e fare in qualche modo sintesi delle informazioni che emergono dal basso, il che vuol dire reinventare completamente la funzione, la macchina, non il metodo è quello, e anzi più torniamo al metodo, che forse qualche volta abbiamo un po' dimenticato per strada, abbiamo un po' perso. Quindi in un mondo in realtà che sta correndo a livello di sviluppo tecnologico, ci stai quasi dicendo che il giornalista deve tornare a fare l'artigiano della notizia, però poi veicolandola magari con questi nuovi mezzi, cioè è questo un po' che dobbiamo tornare a fare o imparare a fare? Assolutamente, secondo me è un ritorno all'artigianato. Dobbiamo dimenticarci l'industria pesante dell'informazione che ha ridotto anche le potenzialità del singolo giornalista alla macchina, al processo industriale, e riappropriarci del metodo fatto giorno per giorno adattandosi a quello che è necessario quel giorno. Quindi c'è una grossa riflessione in questo momento sull'idea del giornalismo post-industriale, cioè che deve uscire dalla logica dell'industria pesante di questi anni, di questi ultimi decenni in particolare, e invece tornare a essere funzione diffusa, distribuita, che lavora anche volendo sui piccoli numeri. Il problema non è sulla necessità o bontà di questo processo, è su come invece riusciamo a sostenerlo, mentre l'industria pesante dei mezzi di comunicazione di massa aveva generato una sua economia stabile, che oggi comincia a andare incontro a varie preoccupazioni. Dobbiamo ancora completamente inventarci un'economia che sostenga questo artigianato. Tornando al cittadino, all'informazione o al giornalismo partecipato, qui prima anche accennavi, com'è questo fenomeno? Come si sta sviluppando il famoso citizen journalism, quindi il fatto che chiunque può, volendo, mettere in rete delle notizie? Dove sta la differenza quindi tra poi chi lo fa per professione e chi lo fa invece per libertà, per democraticità, insomma? Ma non c'è una vera linea di confini. Non credo possa esistere una linea di demarcazione che separa il giornalismo professionale da quello fatto dai giornalisti. Non è un sottogenere, non penso possa diventare un sottogenere, è semplicemente qualcosa che succede tutti i giorni. Le persone vivono, comunicano, condividono, spesso non vogliono, non sanno di fare informazione. Le testate che utilizzano i contributi dei cittadini, delle persone per fare il prodotto sono un caso abbastanza particolare tutto sommato, ma io posso condividere il filmato di un fatto di cronaca di cui sono testimone anche sul mio blog o su YouTube senza dover passare attraverso circuiti professionali, industriali dell'informazione. Io non ho grandi preoccupazioni nel definire o no che cos'è il citizen journalism. Sono giornalisti, non sono giornalisti, i blogger fanno informazione o no. È qualcosa a cui assistiamo, è qualcosa di estremamente naturale per chi vive in rete. Se non sono giornalisti, sono atti di giornalismo molto spesso, no? Negli Stati Uniti vengono definiti, c'è uno studioso che è Gilmore che definisce atti di giornalismo di cui dovremmo essere orgogliosi invece che combatterli o osteggiarli. È tutto il processo che deve ridisegnarsi, deve accogliere tutte queste cose senza avere fretta neanche di definirle o di restringerle in un fenomeno, in un settore o in una sottoparte del giornalismo ufficiale e strutturato. Ecco, quella di Sergio Maestrello che abbiamo appena sentito è una sintesi direi molto interessante di quello che abbiamo detto tutto sommato fin qua, non so se siete d'accordo, e ha aggiunto anche degli spunti ulteriori in più e mi ha fatto pensare ai
ritornare, purtroppo a una certa età poi si ripensa anche alle origini della propria professione. Ritornare ai tempi in cui il giornalista si muoveva nelle piazze, cioè era veramente parte della rete, cosa che poi col tempo non è più stato possibile, Presidente. Perché? Perché è più comodo restare in una redazione e oggi lo è ancora di più grazie al fatto che internet ci può portare fuori e fare delle ricerche all'interno di una redazione, o perché qualcuno ha voluto, perché gli fa comodo, perché costa meno? Ma a me piace molto questo concetto di ritornare all'artigianato del giornalismo, perché il fenomeno che abbiamo vissuto in questi anni invece è un tentativo di trasformare il giornalista in un impiegato della notizia, in qualcuno che sta lì, sta fermo, sta in qualche modo a disegnare pagine in redazione e alza solo il telefono, no? E questo nelle redazioni, dopodiché fuori c'è un numero indefinito di collaboratori, peraltro retribuiti 2 euro lordi a pezzo, il che spiega perché talvolta l'informazione è fatta in maniera così imprecisa e così poco accurata, perché alle spalle c'è anche un meccanismo di questo genere. E per cui io credo che ci sia stato un fenomeno di questa natura nel mercato, e uso le parole di Maestrello, dell'informazione così industriale, no? Certo, tra l'altro, ecco, proprio oggi leggevo su Facebook così un post di un collega, peraltro, che scrive: apri un sito, copi, incolli i comunicati stampa, ogni tanto dici la tua con arroganza e voilà, ecco il giornalista di nuova generazione. Neanche farlo apposta, questa sera parliamo proprio di questo tema. Sì, questo diciamo è triste questo. Questo non solo di quelli di nuova, insomma, diciamo che è una tendenza in atto alla quale credo che i giornalisti devono opporsi in maniera molto molto forte, così come il concetto di tornare all'artigianato del giornalismo implica anche che è vero che noi dobbiamo dare l'informazione rapidamente e tutto, sì, ma l'informazione vera, per cui è vero che io devo darla immediatamente, più velocemente possibile, ma se è vera, se non è vera io non la do. No? Certo. A me viene in mente anche il ritmo, un certo ritmo di informazione che implica che tu a una certa ora devi avere un servizio e qualcosa devi mandare in onda, per me quella è l'aberrazione dell'informazione. Io la notizia la do, no? Pensiamo ai collegamenti dai posti di guerra in cui a una certa ora ci deve essere servizio e qualcuno deve raccontarti qualcosa. Certo, cosa che non accadeva in passato, perché se pensiamo per esempio ai servizi di un inviato come Ettore Mo per il Corriere della Sera, che arrivavano dall'Afghanistan quando era possibile mandarli. Talvolta diciamo che abbiamo questa illusione di essere più informati perché qualcosa ci arriva sempre in continuazione, ma non sempre questo qualcosa ci arriva. Per esempio però la nuova tecnologia, il blog, d'altro lato ci consente di avere informazioni che un tempo magari non avevamo da posti dove c'è la censura. Ecco, diciamo che è molto complessa, insomma, è difficile dire nero o bianco, insomma c'è tanto grigio e credo che ci siano tanti elementi negativi ma tantissimi positivi da sviluppare, da riuscire a implementare, da riuscire a valorizzare appieno. Io credo che siamo appena partiti e c'è tanto da lavorare. Andrea Polles voleva aggiungere qualcosa su questo? Volevo dire che il bisogno di dare delle informazioni è anche dato dal fatto che comunque queste informazioni, se non le diamo noi, le dà qualcun altro. Quando c'è stato il terremoto è stato twittato prima che ANSA facesse uscire la notizia. Certo. Quindi effettivamente oggi le informazioni arrivano da più fonti. Poi dopo verificarle, come dicevamo prima, un'altra cosa, sicuramente l'aspetto per me rilevante è proprio quello di arrivare ad avere un momento di intervento che abbia senso. Ma l'altro giorno mi confrontavo io lavoro anche collaboro con l'esercito per alcune cose, mi raccontavano che quando hanno fatto uno sbarco, non mi ricordo dove, mi sembra non me lo ricordo, Lionello si arrabbierà con me, prima di far sbarcare i soldati in Somalia, perfetto, c'erano già i giornalisti sulla spiaggia a riprendere la scena. Quindi in un certo senso, se ci pensiamo, corriamo anche il rischio di saltare un pezzo, che oggi il giornalismo spesso si sovrappone con la spettacolarizzazione. Certo.
E questo secondo me è un altro aspetto rilevante, perché torniamo a quello che dicevamo prima, C'è posta per te di Maria De Filippi è la spettacolarizzazione di emozioni. I ragazzini oggi si emozionano imparando i comportamenti, la gestualità, la mimica dalla televisione. E qui vedete che io non parlo solo di web o di carta stampata, parlo di tutti i media che insieme vanno a costruire una cornice sociale che diventa poi vissuta dalle persone. Allora, sono, come dice giustamente il Presidente, cioè sono tantissimi i fattori che si vanno ad ibridare, bisognerebbe parlarne 15 ore e probabilmente dopo 15 ore non avremo detto nulla di ben definito, perché le variabili sono moltissime. Certo. Ecco, allora... mi intrometto perché diamo spazio un po' anche alla rete. Alcuni telespettatori che stanno twittando, che stanno postando e mandandoci sms, più Twitter e post che sms, continua a dire. C'è chi dice una volta si scendeva in piazza, ora si crea un gruppo su Facebook. Anche questa è una dinamica, magari c'entra fin là col giornalismo, ma i social media ormai non possiamo escluderli anche dal mondo dell'informazione. Ma d'altra parte, poi, diciamo, i mezzi di comunicazione sono comunque lo specchio di una società, certo, e se questa è la società bisogna tenerne conto. Certo, poi c'è chi dice la gente ha bisogno di definirsi tramite i social, ma non ha più il tempo di approfondire nemmeno quello che afferma o che sostiene. Aggiungerei, oltre al tasto mi piace, anche prima mi informo, anche questo è interessante come stimolo. E poi volevo ritornare sull'intervista di Sergio Maestrello, chiedere ad Angelo Cimarosti cosa pensa di questi atti di giornalismo, di cui lui ogni giorno è testimone su YouReporter, che poi magari tra poco andiamo a vedere, e poi chiedere sia al Presidente Amadori ma anche agli altri, insomma, cosa pensate del fatto che Sergio diceva la grande industria del giornalismo aveva supportato anche economicamente i mezzi, diciamo, storici, con la carta stampata, le televisioni, le radio. In realtà non c'è un'industria preparata ad accogliere invece la trasformazione del giornalismo in rete. Ecco, questo è vero. Anche Francesca, che magari nella vostra società, insomma, avete a che fare anche economicamente poi con questi aspetti. Cominciamo da Angelo, gli atti di giornalismo. Sì, io credo che tra le tante cose che ha centrato Sergio Maestrello, che è veramente molto bravo nell'analizzare questi fenomeni in rete, c'è proprio quello di non doverci per forza focalizzare sulle definizioni, citizen journalism, giornalismo partecipato, crowdsourcing journalism, non si finirebbe più. Atti di giornalismo è vero, atti di informazione. La linea in questo caso importa che quando poi l'informazione arriva su qualsiasi supporto, che sia questo o che sia un altro, che sia lo schermo che vedete, che sia il giornale che aprite, sia un'informazione che possa essere verificata e possa avere un senso. Il nostro cervello alla fine è quello che ci aiuta più di tutti, cioè dobbiamo continuare a mantenere la capacità analitica del nostro cervello come utente delle informazioni, e questo è sicuramente l'aiuto che ci dà di più. Mi permettete, visto che oggi è Sant'Ambrogio e io sono un milanese emigrato da 10 anni, proprio a questo proposito, forse Carlo Maria Martini, che è stato il più grande conoscitore dei mezzi di comunicazione che la Chiesa ha espresso negli ultimi 50 anni probabilmente, diceva: è necessario favorire il processo di uscita dalla massa, no? Perché le persone dallo stato di fruitori anonimi dei messaggi e delle immagini massificate entrino in un rapporto personale come recettori dialoganti, vigilanti e attivi. Beh, questo è in realtà, lui lo dice nel lembo del mantello, quindi siamo in pieni anni 80, non c'è ancora il web, ma questo è web 2.0, cioè lui aveva esattamente la visione, dice in quel momento lui stava facendo un dialogo con il televisore, pensate, come lettera pastorale fa un dialogo fisicamente con la televisione, e dice: io cardinale dialogo con te, televisore. Cosa c'è bisogno perché tu diventi una buona maestra e non una cattiva maestra, cara televisione? Che tu abbia un dialogo e faccia che i tuoi telespettatori siano dialoganti, vigilanti e attivi. Questo è internet. Vigilanti, perché tu puoi controllare e puoi dire una bugia, guarda che quella è una bugia, dialoganti, perché tu puoi continuare a rispondere, e attivi. Cosa c'è di più attivo che mandare un video, mandare un post
in internet. Ecco, questo l'aveva già capito molto bene Carlo Mari Martini, tanto per dire che la Chiesa e la comunicazione hanno molto da dire, compresa la vostra televisione. Sì, speriamo che continui ad avere molto, molto da dire. Speriamo tanto che continui. Attraverso i media. Anche tradizionali, non soltanto. Voglio dire una cosa molto buffa in questo momento, io sto twittando ovviamente e un'amica, una collega di Angelo che è Stefania Sirtori, che tu conosci, è una giornalista di Milano, di Tele Lombardia, ci sta seguendo in streaming, perché io spesso sono da lei in televisione, in streaming, allora adesso mi ha scritto, mi ha detto salutami Angelo. Brava e bella. Esatto. Se ci pensiamo bene, anche questa cosa è una cosa alla quale ci stiamo pian piano abituando, ma che in realtà è straordinaria, cioè una giornalista di Milano che in questo momento segue questa trasmissione in streaming, noi siamo qua, non l'avrebbe mai potuto sapere. Certo. E quindi è realmente un mondo in cui stiamo entrando, dobbiamo entrarne sempre più consapevolmente, tutti quelli che sono, diciamo, i risvolti. Certo, e di qui c'è anche, credo, l'importanza, ma ne parleremo tra poco magari, l'importanza anche di riuscire a finalizzare anche gli strumenti tradizionali come può essere la televisione regionale, locale, che sia capace davvero di leggere la realtà locale, per poter fare ponte attraverso diciamo queste nuove opportunità che arrivano dalla grande rete, e poter far ponte e raccontare il locale là dove non sarebbe possibile farlo per altri interessi. Ecco. L'industria del giornalismo. Come sostenere questo cambiamento anche economicamente? Prima Giulia Salmaso tra l'altro citava, e mi è molto piaciuto, mi piace molto questa idea dello spot AS, spot.us, questa sorta di azienda che negli Stati Uniti cerca di catturare risorse per poter fare vero giornalismo d'inchiesta. Poi viene sempre il dubbio, ma fino a che punto poi è controllabile, eccetera. Però che ci sia qualcuno che ha la capacità di finanziare del giornalismo ancora vero, credo sia un ritorno alle origini, ecco, che forse oggi non vediamo così immediato. C'è qualcuno che ha anche vinto il Pulitzer, no? Pubblicando in rete grandi inchieste, no? Però pubblica, per cui insomma, si può anche fare con una fondazione che raccoglie negli Stati Uniti fondi privati per fare informazione. Rispondendo alla domanda, per il momento mi pare che nessuno abbia ancora capito come finanziare l'informazione in mezzi non tradizionali, quantomeno anche negli Stati Uniti, dove stanno sperimentando di tutto, e sono un po' più avanti di noi, non hanno ancora trovato la ricetta. Credo che sia una cosa così, che sia veramente il problema di questi tempi, no? In cui riuscire a capire come passare quantomeno dall'altra parte, no? Dopo io credo che continueranno a convivere. Chi dice che la carta stampata sta per morire, sinceramente non ci credo. Ci sarà, come un tempo si diceva che la radio non aveva più senso perché c'è la televisione, la radio sta vivendo una nuova vita. La radio si sta riscattando enormemente. La storia ci insegna che tutti i mezzi poi si riposizionano, trovano il loro senso, la loro finalità, e no? Io credo che appunto la rete possa essere magari più veloce, per cui dare le notizie, e la carta stampata più di approfondimento, però insomma poi vedremo nei prossimi anni cosa succederà, no? Poi è interessante anche questa cosa. Nell'esperienza sua, Coviello, in effetti, si può pensare di rimanere relegati all'interno semplicemente del web, per esempio? Si riesce a finanziarsi da solo? No, ripeto, a parte noi facciamo carta e web, quindi siamo su questa strada che diceva qui il Presidente, però, ecco, ripeto, non siamo il caso, ma siamo un fatto. Noi ci finanziamo sia il web che la carta facendo informazione. Ecco, non lo voglio mettere come stelletta, però noi siamo 6, compreso me, siamo in 6 che fanno parte in maniera fissa della redazione, più tantissimi collaboratori esterni. Di questi 6, il Presidente lo sa, 2 sono costantemente nelle liste di ossigeno per l'informazione come giornalisti tra i più minacciati in Italia, quindi si può fare anche giornalismo serio anche utilizzando il web. Non che essere minacciati sia una testimonianza di serietà, però se siamo in quell'elenco, che comunque l'agenzia dell'ordine e della personalità stampa, vuol dire che facciamo giornalismo anche in quel modo. Il fatto è che ci finanziamo, io ho il svantaggio di essere editore di me stesso, vantaggio perché dipendo da me stesso soltanto, svantaggio perché bisogna comunque andare a cercarsi delle fonti di finanziamento indipendenti. Io cito dei numeri che forse possono aiutare, però per noi è un fatto, non è il fatto, è un fatto. Noi da quando abbiamo stampato circa 7.000 pagine di carta, il nostro è un quindicinale,
quindi fate i conti, non avendo un editore alle spalle, non avendo un politico, non avendo un'azienda alle spalle. Sul web siamo entrati sostanzialmente in maniera consistente, non facendo né cronaca sportiva, se non marginalmente, né cronaca bianca né cronaca nera. Noi ci occupiamo di economia, di cultura e di politica, ma sempre come approfondimento. Abbiamo stampato, qui abbiamo pubblicato sul web 38.000 notizie, abbiamo pubblicato 999 video e abbiamo pubblicato 392 fotogallery. Abbiamo 4.500 fans, amici sulle nostre pagine di Facebook. Questo, ripeto, conservando una cosa, non so se facciamo buon giornalismo o cattivo giornalismo, ma facciamo giornalismo indipendente. Quindi vuol dire che se l'industria della stampa ha degli svantaggi, perché comunque entra in certe logiche anche di farsi portavoce di certi gruppi, lecitamente o meno lecitamente, c'è uno spazio per fare giornalismo indipendente, anche economicamente, rimanendo nel piccolo, perché la rete ti aiuta anche a avere informazioni. Quindi, ripeto, la rete deve essere, secondo me, una fonte. Molti nostri collaboratori esterni sono persone che noi controlliamo, chiaramente in senso di qualità, che scrivono per noi, quindi ci portano le notizie. Ecco, una cosa, e poi magari chiudo l'intervento. Prima c'era un intervento su Facebook o su Twitter, diceva che i giornalisti sono pagati dalla politica. A parte il fatto, questa è un po' vecchia, perché oggi i politici piuttosto, una volta i politici determinavano l'economia, adesso sono l'economia che paga i politici e poi a cascata. Però dico, ecco, noi oggi si può fare giornalismo in questo modo. Ci sono, perlomeno a Vicenza, se il web è credibile, non sono negli altri comuni, c'è la possibilità di fare domande di attualità in consiglio comunale, quelle che si fanno di corsa, a cui bisogna rispondere subito, se la notizia è successiva alla convocazione del consiglio comunale. La quantità di domande di attualità che si fanno al Consiglio Comunale di Vicenza, sfruttando quello che noi pubblichiamo nell'immediato, sta crescendo. Quindi vuol dire che qualche volta anche i politici devono in qualche modo sottostare in senso buono ai giornalisti, purché lo si voglia fare. Perché lo si voglia fare? Siamo in chiusura del blocco, Alberto, quindi poi sentiamo anche Francesca sull'industria dell'informazione o della comunicazione. E noi vi invitiamo a scriverci ancora 392 666 0099 o postare su Facebook, su Twitter, #fatti nostri. Torniamo tra poco, dobbiamo vedere anche delle immagini da YouReporter e abbiamo anche un'intervista dalla Mamma Rai regionale, quindi l'informazione pubblica in questo come caso. Come sta cambiando poco. Anche come in sta casa cambiando. Rai. Rimanete con noi. La piazza, allora ne abbiamo parlato in diversi momenti nel corso della trasmissione di un po' di questo fenomeno particolare nuovo che è YouReporter. Angelo Cimarosti è cofondatore di questa realtà molto interessante, perché è una realtà che ha consentito di far conoscere direttamente attraverso le immagini eventi che diversamente non avremmo mai potuto vedere. Allora io direi di mandare qualche immagine e sentiamo di che cos'è, così chi non lo conosce lo visualizza subito di che cosa si tratta e poi ne parliamo con Angelo. At least 3 people were killed when heavy rain sent water and mudslides surging through towns in northeastern Sicily. Guardiamo queste immagini che abbiamo preso da YouReporter e che raccontano appunto il disastro di queste ore. 3 comuni più colpiti, anche quello di Milazzo. Un video su internet, le immagini di un lacrimogeno sparato a altezza d'uomo, anche col supporto di nuove testimonianze visive. Come questa, per esempio, inviata oggi ancora una volta sul sito di YouReporter e che sta facendo il giro del web tra discussioni e polemiche. Chi riprende evidentemente è uno dei manifestanti di fronte. Here, Amalfi, this coast, Atrani, these teeny tiny places are very picturesque. Went through a nightmare. We're going to roll the video and show you. That's a landslide actually, and you should see. Parliamo di YouReporter.it, che è il primo sito italiano di videogiornalismo partecipativo. Questo cosa significa? Che ognuno di noi si può iscrivere semplicemente compilando un modulo, basta essere maggiorenni, e può postare foto e video che riguardino una notizia.
Ecco, qui abbiamo capito già di che cosa si tratta, hanno inquadrato te, Hanno non so inquadrato me. di che cosa si tratta. Ecco, non c'è praticamente televisione nazionale, ma anche internazionale, che non abbia in qualche maniera e in qualche caso utilizzato queste immagini. U-Reporter nasce, Angelo, quando? Nasce tra il 2007 e il 2008, un'idea di 4 persone. Noi volevamo proprio agevolare i vari formati di video che non si sapeva mai, girando con la televisione, come recuperare. Spesso nel telefonino. Allora tu vedevi la telecamera che riprendeva il telefonino, era l'unico sistema perché non c'erano mai i cavetti giusti, eccetera, eccetera. Allora abbiamo detto facciamo una piattaforma in cui si possa convergere e mettere le cose. In realtà noi dobbiamo immaginarlo come se fosse una grande bacheca, molto semplicemente. È una bacheca, è una piattaforma, questo è, a cui tu attacchi dei post-it. Okay? Solo che questi post-it sono dei post-it tecnologici, invece che essere il fogliettino giallo sono dei file, video o foto, e tu attacchi i tuoi post-it in questa bacheca. Chi interessa va a prendere il post-it di riferimento, questo è. Poi dopo all'interno c'è una categorizzazione che danno gli stessi utenti, in via automatica si danno loro il titolo. Diciamo tutto il sistema è governato automaticamente, non è una testata giornalistica, Certo, è appunto un grande contenitore. Ma immagino che comunque ci sia un problema anche in questo caso di controllo di ciò che arriva, potrebbe arrivare... Potrebbe perché non essendoci il controllo, ma stranamente non succede perché c'è un autocontrollo degli stessi utenti iscritti, sono 40.000 quelli che mandano le immagini, sono circa in un mese 6, 7, 8 milioni di pagine, quindi 1,5 milioni, 2 milioni di utenti unici al mese. Mandano immediatamente se c'è qualcosa che non va, lo scrivono, dicono attenzione, non va, quelle immagini che vedete lì, attenzione, non è vero che sono di quell'alluvione, sono di un'alluvione di 2 mesi precedenti. Capita quindi che ci siano i fake, come si chiamano sul web, cioè le boiate, diciamolo chiaramente, i falsi, o le cose che non sono quelle. Non so, la Costa Concordia viene spacciata una nave, non è capitato sui Reporter ma su YouTube, hanno spacciato una nave per la Costa Concordia quando non lo era. Certo. Tutti i media del mondo l'hanno preso e l'hanno mandato come Costa Concordia. E cosa è successo? È successo che nel giro di 10 minuti sono arrivate 500 segnalazioni che non lo era. Diciamo, ci sono anche gli anticorpi che entrano in questo circuito. Non sempre gli anticorpi guariscono la malattia, ma spesso lo fanno. Quindi diciamo è molto fisiologico. Sui 250.000 video che sono stati inviati a U-Reporter in questi anni, ne avremmo dovuti rimuovere 15, 20, non di Quindi, così riassumendo tecnicamente, basta semplicemente iscriversi. Ma tecnicamente uno arriva sulla pagina di ureporter.it, si iscrive, tempo 30 dopodiché secondi, può inviare. Chiaramente lui è responsabile, rimane lui il responsabile delle cose che invia, e anche questo aiuta molto. Nel senso, se tu invii una cosa che rimane, chiaramente puoi avere l'anonimato fino a che non compi un reato. Certo. E le immagini di U-Reporter abbiamo visto anche in questa striscia che abbiamo fatto vedere, che Angelo ci aveva un po' premontato, sono davvero utilizzate da tutte le testate nazionali e non solo, anche internazionali, e anche per la qualità di alcuni video che arrivano al sito di U-Reporter. Tra questi anche la RAI, insomma, lo dice, spesso usa le immagini di U-Reporter. E allora ci siamo chiesti anche quale futuro ha appunto la televisione. Noi siamo giornalisti televisivi, quindi ci chiediamo quale sarà il nostro futuro, soprattutto in ambito locale. Abbiamo qui Angelo, è direttore anche del telegiornale di Canale Italia, ma abbiamo voluto andare da Mamma Rai, quindi il servizio pubblico, e chiedere a Beppe Gioia, che è il caporedattore del TG3 del Veneto, come si prospetta il futuro. Gliel'ha chiesto Francesca Ioculano con il nostro Marco Mesti. Vediamo. Dottor Gioia, come sta cambiando in questo momento l'informazione all'interno del servizio pubblico? Sta cambiando in modo radicale, penso, perché il nuovo gruppo dirigente che da circa un anno è alla guida dell'azienda ha deciso di fare la prima cosa importante, ovvero il rinnovamento tecnologico, perché la RAI comunque nel suo complesso ha subito dei ritardi che ne hanno compromesso a volte anche l'efficacia e la possibilità di essere competitiva sul mercato. Sta cambiando anche nel modo di gestire l'informazione, ci sarà sicuramente un canale all news che sarà Rai News 24,
e sta rinforzando la possibilità di essere presente sui vari argomenti. Largo spazio verrà dato, oltre ai consueti telegiornali del TG1, TG1, TG2, TG3, ma largo spazio verrà concesso ancora alle redazioni, quindi anche nei prossimi anni la TGR, ovvero la testata giornalistica del regionale, avrà i suoi spazi garantiti e forse anche ampliati. Che cosa significa attenzione al locale? Solo cronaca oppure anche altro? Attenzione al locale dovrebbe essere anche altro. Io ogni tanto dico che mi sento inadeguato a rappresentare una regione come il Veneto, che ha delle potenzialità incredibili, che negli ultimi anni è cresciuta in modo particolare. Politica, economia, cultura, costume. È una regione ricchissima che richiede una particolare attenzione, quindi sicuramente mai trascurare la cronaca che avviene e che è sempre molto importante nell'anima e nella struttura del telegiornale. Dovremmo riuscire anche ogni tanto a dare una rappresentazione dei cambiamenti che inevitabilmente avvengono nella regione. A volte ci riusciamo, a volte no. Quanto web e internet stanno influenzando la professione del giornalista oggi e in che modo? Sempre di più, forse noi non ci rendiamo conto, ma la rivoluzione di internet è il più grande avvenimento che ci sia capitato di vivere in questi ultimi anni. Ha abbattuto le barriere, dalla foresta del Burundi si può collegarsi immediatamente con Manhattan o da Venezia si può colloquiare con grande semplicità con l'Australia. Quindi questo abbattimento di barriere sta creando anche un momento particolare per cui bisogna cambiare anche il linguaggio dell'informazione e cambierà anche e soprattutto il modo di vivere gli avvenimenti. Nulla sarà più esclusivamente regionale, nulla sarà più esclusivamente internazionale. Ci sarà una maggiore relazione tra i fatti, anche perché in tempo reale si può essere in Australia o in Veneto e avere la stessa possibilità di conoscere gli avvenimenti. Come vede il futuro dell'informazione e quali sono i nuovi orizzonti? Il futuro dell'informazione lo vedo un po' triste in questo momento, nel senso che siamo in una fase di grande transizione. Si passa dal vecchio modo di concepire l'informazione in generale e quella televisiva in particolare a qualcosa di nuovo di cui però ancora non si riesce a capire la vera portata e la novità. Nel frattempo però cosa succede? Che con le regole vecchie si affacciano a questa professione tantissimi giovani con speranza di poter fare questo mestiere che resta ancora sempre uno dei più affascinanti. Nel frattempo però le porte si chiudono un po' troppo in fretta, quel rapporto che noi abbiamo vissuto, parlo di noi vecchioni o dinosauri di una certa età, con il mondo della redazione, quindi questo rapporto con il giornale nella sua incarnazione anche fisica. I giovani colleghi mandano i loro pezzi attraverso i vari sistemi e i sistemi editoriali previsti. Per avere un reddito minimo decente bisogna fare almeno 4 o 5 servizi, quindi questo a discapito di un maggiore approfondimento e soprattutto di una capacità di essere giornalisti, quindi di essere mediatori tra la realtà e chi ci ascolta. Quindi quindi ci vuole una grande rivoluzione tecnologica e in attesa che questo venga compiuto definitivamente, per i giornalisti sarà dura, dovranno lottare in modo particolare in questo periodo. Ecco, un tema che ci interessa naturalmente molto da vicino, che è quello del destino futuro della televisione, soprattutto della televisione regionale. Un tema che sentiamo in maniera forte naturalmente perché il mondo televisivo
tutto in Veneto, ma non soltanto in Veneto, sta vivendo un momento difficile con molte aziende in difficoltà, qualche televisione che purtroppo è stata costretta a chiudere, qualche altra che cambierà probabilmente come la nostra, così la guida perlomeno societaria, quindi c'è una fortissima trasformazione, con qualche preoccupazione anche, una concentrazione che è contraria rispetto al processo che era accaduto anni fa, una concentrazione nelle mani di alcuni editori delle testate e delle emittenti televisive. In un contesto peraltro ulteriormente aggravato da una grande offerta televisiva che ha rappresentato il digitale terrestre, che forse, come dicevo prima, l'eccesso di quantità di informazione non corrisponde alla qualità dell'informazione, forse nemmeno il digitale ha aiutato a produrre una televisione di maggiore qualità. Allora, qual è il destino della televisione? Lo chiedo ai nostri ospiti, da osservatori e da persona come Angelo che vive e lavora nell'ambito della televisione. Faccio una premessa molto semplice, non da tecnico, quindi da competente, ma una premessa da persona, prima di tutto da persona che si occupa di persone. Io credo che il destino di questa realtà sia in mano all'autenticità di quello che noi offriamo. Allora, le fonti sono numerosissime, questo vale in tutto, adesso noi parliamo qua di giornalismo, ma parliamo in generale, io parlo per gli insegnanti, per gli educatori, per i genitori, per le imprese, per gli imprenditori. Allora, l'offerta è talmente ampia che oggi io credo solo alla persona che ho davanti che è autentica, quando la sento autentica, quando la sento autorevole, e questa autenticità e questa autorevolezza la si costruisce con l'onestà, la si costruisce con dei valori veri, perché quando parliamo di Web 2.0 parliamo di una cosa che abbiamo trascurato, cioè il fatto che oggi, potendo noi avere molte informazioni, non possiamo più nascondere lo sporco sotto il tappeto. E allora essere onesti significa giocare con la trasparenza che viene pagata, e soprattutto, pagata in senso buono naturalmente, e soprattutto fare in modo che l'onestà diventi un valore forte. In realtà gli ultimi anni abbiamo vissuto, e stiamo vivendo ancora peraltro, in una società dove i valori forse si sono mescolati con i disvalori. Invece credo che il futuro dipenda molto da quanto noi siamo credibili in quello che facciamo e quanto sappiamo cogliere e accogliere le critiche. La critica come momento di crescita, la critica come possibilità di metterci in gioco e di poterci rivalutare. Certo, questo il problema è che tutto questo naturalmente si scontra con temi di carattere economico e che, certo, che non aiutano certamente ad affermare questa serie di valori in cui peraltro noi stessi crediamo molto. Ma anche l'economia deve iniziare a fare i conti con questo mondo, lo sta già facendo in fin dei conti. Se noi guardiamo su Google ci sono tantissime realtà che di fronte a tentativi di imbroglio sono crollate. Quindi sono molto ottimista e credo davvero nei valori delle persone. Ecco, ma voi immaginate che in questo spazio, in questo contesto così ampio, la televisione, in maniera particolare la televisione regionale, abbia ancora uno spazio? Ci sia ancora la possibilità di una presenza forte, che cresca, che faccia, che accompagni, come diceva Beppe Gioia, anche una regione, un territorio in quel processo di crescita che tutti si aspettano, perché questo è quello che vorremmo fare come giornalisti televisivi, come realtà televisive locali. Ecco, non sempre è facile ed è possibile farlo. Cosa ne pensa Francesca Anzalone, che annuisca? Io annuisco nel senso che molto spesso il web viene concepito come quella vetrina, quella porta sul mondo intero che ci apre giustamente a tutte le dinamiche, ai dialoghi, eccetera, eccetera. Però c'è un'altra dinamica che il web ha portato ed è la valorizzazione delle situazioni locali molto molto piccole e si chiama geolocalizzazione, ovvero anche le baite, le montagne più lontane che sono state connesse, che quindi hanno la copertura wifi eccetera, hanno una loro valorizzazione adesso, cioè i posti che nessuno prima conosceva, grazie al web adesso si possono fare conoscere. Parliamo delle comunità montane, parliamo dei piccoli paesi vicino a delle province importanti che
non erano appunto conosciuti prima, mentre adesso vengono valorizzati anche un po' di, come dire, di luce riflessa da parte di queste realtà più grandi. Per cui con questo processo della geolocalizzazione, cioè io sono qui, ho tutti abbiamo lo smartphone, per cui faccio il check quando arrivo in un posto e dico sto in questo posto, mi piace, sto mangiando in quest'altro, eccetera, eccetera. Questo dà una valorizzazione locale molto molto importante e in questo il web sta valorizzando dei centri molto piccoli. In questo contesto, secondo me, sì, la televisione e la TV locale può dare un'informazione approfondita e fare conoscere quello che è l'informazione, la notizia all'interno di un luogo specifico, per cui non dimentichiamoci un aspetto così importante del web, che è anche quello della valorizzazione dei piccoli centri e delle realtà locali, per cui assolutamente sì, anzi ci può essere una maggiore interazione tra la TV locale e il cittadino, per cui attraverso proprio il web diventa questo dialogo ancora di più. Lo vediamo anche un po' adesso con Facebook, con Twitter e con quant'altro. Quindi più televisione via web che televisione digitale. No, io credo nella televisione come strumento tradizionale, collegata però a queste piattaforme in cui avviene il dialogo. Io credo che in questo momento ci troviamo per tornare alla domanda se esisterà ancora e in che modo una televisione regionale e locale, che sono le nostre, no? Noi ci stiamo trovando totalmente in mezzo al guado. Noi intendo, noi giornalisti, i telespettatori e gli editori. Bisogna anche pensare agli editori. Certo. Gli editori hanno avuto dei costi infiniti con il digitale terrestre, è costato tantissimo. Cioè il digitale terrestre ha prosciugato le risorse di tutti gli editori. Non solo, si pensava che questo fosse un volano per una ripartenza. Questo momento è arrivato nel peggior momento economico del dopoguerra. Quindi ci si è trovati veramente con un'enorme mancanza di capitale per poter dissanguati, questa è la parola. Dissanguati, che cosa succede? Che delle televisioni che noi conosciamo ne resterà probabilmente il 20%. Questa è la realtà. Non ho la sfera di cristallo per dire in quanti anni. Va riconosciuto anche che gli editori hanno fatto un enorme sforzo economico da questo punto di vista. A questo punto si sta ridisegnando tutto, si ridisegna appunto l'informazione locale, perché è glocal, no? C'è il web che controlla, entra tutto dentro e ci troviamo in mezzo al guado. Non siamo ancora arrivati all'altra sponda. Il problema è che in mezzo al guado ci sono i tecnici, ci sono i giornalisti, ci sono le famiglie, ci sono i posti di lavoro. E il grande lavoro che deve essere fatto in sinergia con sacrifici di tutti, da parte di noi giornalisti, da parte dei tecnici, da parte di chi ci lavora e anche degli editori, è che bisogna condurre il guado cercando di avere un po' meno gente possibile portata via dalla corrente. Comunque l'informazione regionale di un tempo non la conosceremo più, rimarranno, come si dice con parolone, solo pochi player, poche grandi realtà e altre scompariranno, questa è la realtà. Però anche in questo caso è tutto giusto, come dice Cibarrosti, però ed è successo in un momento negativo dell'economia. Però anche drammatico direi. Esatto, sì. Sì, negativo in senso totale. Peggio di così non poteva essere. Più o meno, diciamo meno. Però è anche vero che oggi che la tecnologia, io sono un vecchio ingegnere, giovane giornalista ma vecchio ingegnere, la tecnologia però può aprire dei fronti di comunicazione. Mi spiego meglio. Lasciamo l'industria, ma oggi se l'informazione locale, che stava morendo perché i costi per fornire informazione sulla carta, su certe TV, erano troppo elevati, può trovare spazi nuovi nel web ma anche nel digitale. È vero che il digitale è costato molto all'editore, però è anche vero che oggi, se si trovassero le risorse, accedere a un canale televisivo in termini di costo del mezzo è molto molto basso. Certo, ma per i nuovi, quelli che arrivano di nuovo. Cos'è che costa? E qui si fa la differenza, costa il contenuto, perché se il web è un trasportatore di contenuti, se anche un fornitore, per carità, però è un mezzo. Certo. Se il digitale è un fornitore è un trasportatore di contenuti, poi alla fine la differenza la fa il contenuto. Sì. Oggi non costa, mi corregga se sbaglio, affittare un canale, costa molto poco, costa produrre i contenuti che vadano a dar senso al palinsesto. Quindi il ruolo del giornalista, perché una cosa è la TV di spettacolo, un'altra è la TV di informazione. Il giornalista
torna a riassumere un ruolo fondamentale quando si parla di qualità. Quindi bisognerebbe trovare un mix. Noi nel piccolo stiamo provando intanto integrando i mezzi, carta, web, tv e quant'altro. Non credo molto alla web tv, se non come televisione da vedere scaricando, ma non nel tempo reale, perlomeno finché internet è quella che è, con la banda stretta italiana. Sì, ecco, però secondo me la battaglia è in futuro tornare ai contenuti, non tanto a essere artigiani, ma essere produttori di contenuti veri e non soltanto di fiction sostanzialmente, anche giornalistiche purtroppo. Gianluca Amadori, che cosa dire? Direi che già gran parte delle cose sono state dette, l'unica cosa è avere un po' di ottimismo, però temo che in questo periodo qui, con la crisi, ci aspettano periodi duri, insomma. Devo dire anche che nel decennio precedente c'è stata un'esplosione, tutti hanno voluto fare televisione, tutti hanno voluto fare informazione e non sempre hanno voluto fare informazione perché ci credevano all'informazione, ma perché magari dovevano accedere ai contributi pubblici. Sì, esatto, perché era un obbligo questo per fare un quadro completo, per cui credo che in questo momento di crisi resterà a fare informazione chi ci crede e chi ci vuole investire e magari anche non soltanto economicamente, ma dico nella qualità dell'informazione, probabilmente chi ci credeva un po' meno probabilmente non riuscirà a proseguire. Non so se il dato che di Cimera Rossi sia il 20%, probabilmente resterà anche qualcosa in più, non lo so. Me lo auguro, però. Arriveranno. Indubbiamente io credo che per fare informazione sono necessari investimenti, però credo anche che non si possa immaginare una televisione soltanto di vendite di tappeti o di reality o di cose, come dire, di contenuti vuoti, insomma. Certo. Di Però alla domanda dovete rispondere, il giornalista quindi serve ancora, ad Amadori non possiamo porla perché la domanda e risposta è scontata. È retorica. Io ho già risposto all'inizio, adesso al di là del fatto che... Ho risposto perché dico, se c'è il giornalista vero, che poi, ecco la cosa positiva, ci sono ancora molti giovani, magari illudendosi, a volte cerco di dire io sono vecchio ma sono giovane nel mestiere, che vorrebbero farlo. I giornalisti di qualità servono, perché poi la differenza in tutti i campi la fa la qualità. Certo. È chiaro che va pagata la qualità e non siamo né nel momento migliore né nel paese migliore per pagare la qualità. Certo. Francesca? Assolutamente sì, serve ancora e serve con un aggiornamento professionale anche nelle competenze del web. Nei nuovi media. Sì. Andrea, serviamo ancora noi giornalisti? Ma io sono venuto qua fondamentalmente perché volevo trovare la risposta ascoltandovi e non so rispondermi perché non ho ancora ben capito che cosa si intenda oggi per giornalista. Cioè allora apriremo un'altra puntata. Sì, no, in effetti. Perché secondo me il problema vero stasera è questo, cioè manca la definizione del termine giornalista, nel senso se per giornalisti intendiamo quelli che abbiamo inteso fino a qualche anno fa è una cosa, se per giornalisti intendiamo chi porta informazione un'altra, cioè non so chi elabora semplicemente un comunicato stampa. Interroghiamoci anche noi stessi. Angelo? Beh guarda, io servo e Gianluca Amadori serve, Alberto servono solamente se studiamo tantissimo e impariamo tantissimo a navigare in senso ampio con le nuove tecnologie e abbiamo la capacità di mettersi in discussione. Io ho sentito molte volte, non sono d'accordo sul fatto che il giornalista è un mediatore. Per me è molto di più che un mediatore. Allora se io mi trovo davanti una piattaforma in cui vado a cercare, diciamo in generale, nel web, non è un mediatore, è un minatore. Tu vai fisicamente a scavare, vai a trovare la vena di metallo prezioso, la tiri fuori, controlli che sia effettivamente metallo prezioso, è molto più che un mediatore. Certo. Tu sei un minatore con tutti i pericoli che un minatore ha, che ti crolli in testa. Però se arrivi alla vena, allora se tu impari a scavare in quel terreno lì che è molto duro e molto difficile, allora la corsa all'oro è ancora possibile. Io ricordo a questo proposito che ho avuto, preziose, ho avuto un direttore straordinario che mi ha insegnato questa cosa.
tu riuscirai a diventare giornalista quando saprai trasformare in notizie, far diventare quindi qualcosa di interessante per chi ti legge l'esperienza normale della vita quotidiana della gente. Ecco, credo che questa mi è sempre rimasta impressa questa cosa. Qualche giornalista dovrebbe fare un po' meno spettacolo, oggi purtroppo un po' meno spettacolo abbiamo i comici e un che po' fanno più i politici, la verità della che vita, fanno i ecco, comici qualche questo volta in è televisione, magari il no? problema. Che è fatta anche di cronaca nera, di cronaca rosa, ma è la verità della vita. Insomma, abbiamo capito che serviamo, e come noi molte altre professionalità, per esempio i nostri tecnici, che ringraziamo anche del supporto in regia per questa sera, ma dobbiamo imparare a navigare, ad aggiornarci, e questa è una cosa che portiamo a casa da questa puntata. Benissimo. Grazie. Allora, grazie per averci seguiti, grazie naturalmente ai nostri ospiti, grazie anche ai radioascoltatori di Blu Radio Veneto. Settimana prossima ci sarà Giulia Salmaso, si parlerà di politica. Naturalmente il momento è decisivo e importante per tutto ciò che sta avvenendo, per fare anche una riflessione locale su che cosa sta accadendo in maniera particolare all'interno dei partiti. Grazie e buona serata.